Museo Archeologico Nazionale che ci ospita in questo momento, la Pinacoteca Nazionale di Cagliari e il Museo Etnografico e Archeologico Sanna di Sassari prendono parte a un grande evento collettivo che è stato promosso dal Ministero dei Beni Culturali, la Festa della Musica. Le iniziative che sono state promosse si rivolgono in modo speciale alla valorizzazione di quella che è la tradizione etnografica musicale dell'isola. Quando avevo 11-12 anni facevo parte di un gruppo folk di Mara Caragonis del mio paese, dove ci ballava mia sorella, mio fratello ci suonava. È un gruppo che ha fondato anche mio nonno, praticamente sono un po' di discendenza di ballerini e musicisti. Si ballava al suono delle launeddas, dell'antico zufolo dei pastori e di altri strumenti molto antichi della Sardegna. Era un periodo che praticamente non dava molte speranze allo strumento, perché con l'arrivo dell'organetto, della fisarmonica, di altri strumenti elettronici, i giovani non volevano sentirne di impegnarsi a suonare le launeddas. A quel punto io ho sentito come quasi un dovere ad impegnarmi a tentare di dare il mio piccolo contributo, ma era veramente un sogno. Invece sono anche riuscito a fondare delle scuole dove insegno sia a costruire le launeddas a tantissimi giovani e a suonare. La manifestazione di oggi è organizzata in occasione della Festa della Musica Europea in tutta Europa, appunto. Si chiama Street Music Fest proprio perché viene fatta sulla strada. Quindi oggi ci saranno tutta una serie di artisti che si alterneranno in jam session. Per noi è stato un piacere avere l'associazione dei suonatori di launeddas che dice ci piacerebbe essere presenti, e viene questo ragazzo giovanissimo che ha 16 anni che porta avanti una tradizione millenaria così, in un modo così spontaneo. Poi questo ragazzo del Mali, un pianista che viene dall'Argentina, insomma tantissimi musicisti da tutto il mondo che insieme a ragazzi sardi che fanno generi diversissimi dalla musica elettronica al pop e al rock, per essere insomma parte di un progetto più ampio che è la Festa dell'Europa. And because I have a good, when I'm not there, what to share, I just wanna be in your face. Noi qua in teatro stiamo già praticando, cercando di sviluppare delle politiche che sono a favore dei migranti, che in Sardegna ultimamente stiamo accogliendo sempre di più, e noi chiaramente sappiamo che questo è importante per l'integrazione e cerchiamo di dargli un piccolo spazio sia nella Festa della Musica che nei laboratori che in altre piccole esperienze come il TG dei migranti che stiamo portando avanti, ed è un grandissimo progetto. Il progetto che abbiamo elaborato si inserisce in quella che è l'attività di conservazione, di tutela e di valorizzazione di quello che è il patrimonio culturale immateriale. Il Ministero dei Beni Culturali infatti ha promosso progetti di ricerca, di censimento, di catalogazione di quelle che sono le tradizioni culturali immateriali, di cui in modo speciale la Sardegna è ricchissima. Quando ero ragazzino quasi quasi
si viveva con la puzza sotto il naso. Mi dicevano gli amici: sei antico, sei superato, ma cosa fai? Ma come fai ad imparare le launettes? Oggi la musica tradizionale in Sardegna è quella più presente, ma anche altrove, perché giriamo spesso. E noi adesso stiamo battendo molto sul ballo in piazza, quello che si balla in modo naturale, praticamente dove c'è il musicista che suona e il popolo balla. E diciamo che da qualche tempo a questa parte sono le serate più seguite in assoluto e quelle che riescono di più. Quindi penso che stiamo tornando a tempi antichi, però il futuro lo vedo lì.